allora Giovanni, raccontaci della tua avventura con la Quintana. Allora, come vi stavo raccontando prima, tutto è nato dall'incontro di Lionello Tardioli che ha visto i nostri cavalli per strada, si è innamorato e ha detto questi cavalli sicuramente sono l'ideale per la Quintana. Al che ci siamo confrontati, gli ho detto ma che cos'è la Quintana? Io non ne sapevo nulla. E mi ha detto guarda è una competizione dove c'è una pista a forma di 8 che è intorno agli 860 metri di lunghezza, il cavaliere parte da una parte armato di una lancia ovviamente nel costume tradizionale della città di Foligno e deve infilare in 3 giri consecutivi 3 anelli che sono appesi a una sorta eh, Di di- manichino? diciamo così di Di manichino? è un manichino che si chiama il saracino e sono degli anelli che partono uno da 10 cm, l'altro 8 e l'altro 6. Quindi il cavaliere che nel minor tempo possibile, 10 centimetri di diametro? sì, Ah, ok, quindi molto piccoli. allora il cavaliere che infila tutti e 3 gli anelli nel tempo minore possibile vince questa competizione. E gli ho detto, ma a questo punto bisognerebbe organizzare una pista con queste dimensioni, quindi allenare i cavalli in modo che sia una sorta di fattispecie di quello che sarà il percorso che devono affrontare poi in gara. Ah, mi ha detto, non c'è nessun problema, io ti mando la piantina, gliela faccio fare a un nostro geometra e dopodiché tu realizzi il campo e prepari i cavalli. E così è stato. Mi ha mandato la piantina, abbiamo organizzato con un geometra del posto, in un posto pianeggiante, un percorso simile a quello della Quintana, dopodiché ho preparato 2 cavalli, che erano Minguzzi e Peppino, Minguzzi e Peppino, ma e i nomi, Peppino. voglio dire, Mike è il tuo primo asino. E vabbè, Un ma i cavallo mi nomi... sembra che l'avevi chiamato Mandarino, un altro Marco Polo, Minguzzi e Peppino. Non Vabbè, erano... i nomi sono dettati qualche volta da quella che è la situazione contingente al momento della nascita del soggetto. Altre volte possono essere delle lettere dell'alfabeto che ci guidano in quell'anno. Altre volte può essere magari il ricordo di un cavallo molto importante che abbiamo avuto da bambini e quindi i nomi sono un po' nomi di fantasia. Minguzzi e Peppino erano cavalli castrati? Sì, no, Minguzzi era intero, perché l'abbiamo conosciuto con te 25 anni dopo ancora intero. Mentre Peppino era castrato perché era un cavallo a fondo inglese che era un po' esuberante e comunque quando l'abbiamo portato lì era già castrato. Allora il discorso sortiva in questo modo, che i cavalli venivano comprati dal rione a patto che facessero il risultato nella prova. Cioè la prova era un mese prima della competizione, che era il 16 di settembre, o il 16 o il 17, non mi ricordo adesso. Però dovevano partecipare alla prova un mese prima, quindi intorno a Ferragosto, qualche giorno Ma prima. scusa, altrimenti li portavi in continente, se non superavano la prova non li vendevi. No, aspetta, erano portati in continente, riportati a spese loro, però loro li compravano solo se facevano Ok, qualche risultato. Al che gli ho detto, ma chi li monterà lì? Dice, noi abbiamo 2 cavalieri della, del rione che montano per noi. Gli ho detto, a me questa cosa non va bene. Vengo io, li monto io. Se i cavalli si qualificano, li vendiamo, altrimenti me li riporto a casa e è finita lì. Ma non è che voi li fate montare ad altri che non li conoscono, quindi non raggiungono diciamo, il livello di prova per essere venduti e me li devo riportare a casa. E così è stato. Quando durante le prove hanno visto che io sono riuscito a scendere sotto i 46 secondi, perché il record era di 47, e tutta la gente dei rioni, diciamo avversari, si è preoccupata e sono andati a tirar fuori, questo era il 1985, un editto del 1500 che diceva che non poteva partecipare alla Quintana di Foligno nessuno che non fosse da 3 anni residente alla città di Foligno. e quindi li hanno E fatto quindi mi fuori. hanno fatto fuori.
Però fortunatamente i cavalli erano già piazzati per le prove e li avevamo venduti con un lauto compenso per l'attività aziendale. Allora rendevano tanto i cavalli, se si vendevano. Sì, allora rendevano tanto, perché 2 cavalli facevano quanto poteva fare un gregge di 300 pecore. Caspita, ma e quindi poi è rimasto un rapporto amichevole No, è rimasto un rapporto consolidato, nel senso che noi quando andavamo a Foligno avevamo il nostro rione, avevamo la nostra contrada, si può dire, e quindi avevamo tutti gli amici e da quell'anno abbiamo venduto nell'arco di 10 anni altri 5 cavalli al rione o amici del rione. Quindi era diventato, diciamo, un una buon sorta di investimento. corsia preferenziale dal punto di vista economico per la vendita dei cavalli allevati, allenati e preparati da noi. Bene. Alcuni sono finiti alla Quintana, altri sono finiti in mano di appassionati e di cavalieri di altro genere. Hai notizia di questi cavalli che avete venduto? Hai mantenuto, diciamo, in qualche modo una sorta di tracciamento della loro esistenza? No, tutti i cavalli che sono partiti dall'azienda sono stati sempre tracciati almeno per 10 anni della loro esistenza da quando sono partiti da qua. Quindi avete notizia anche dei cavalli Allora, Minguzzi ha fatto per 3 anni la Quintana e si è sempre qualificato e poi è rimasto a casa di Lionello Tardioli per 20 anni o per 22 anni. E Peppino è rimasto almeno una quindicina d'anni, ha fatto 2 Quintane e poi l'ha tenuto Francesco Timmi a casa sua che le utilizzava col calesse per passeggiare in città. Calesse che poi ti è stato regalato. E poi fra l'altro. il calesse che io ho ereditato. Dopodiché c'era Ercole che ha fatto una Quintana solamente perché era un cavallo molto difficile da montare e poi era finito nelle mani di un altro appassionato. Poi c'era Mandarino che ha fatto 3 Quintane, delle quali 2 le ha vinte e una si è semplicemente piazzato, e poi è arrivato a fare gare di fondo fino all'età di 20 anni. Gare di fondo cosa vuol dire, Giovanni? Gare di fondo sono gare che vanno dai 60 ai 120-150 km in una Dai sola 60 giornata. chilometri. In una sola giornata. Mandarino si era qualificato a 12 anni secondo in una gara di 120 km a Città di Castello. Quindi tutti i cavalli che sono nati e allevati in azienda sono stati tracciati per tutto il loro percorso, diciamo così, sportivo e qualche volta anche semplicemente ludico, perché ricordo che ho portato l'anno successivo che ho portato Minguzzi e Peppino, ho portato Menelao, che era un cavallo però di una struttura troppo robusta per partecipare alla Quintana, aveva fatto 1 o 2 piazzamenti per 2 anni e poi è finito in mano al notaio di Perugia, Lorino Nocentini, che era un uomo di 120 kg, che l'ha tenuto per 10 anni come cavallo da come passeggio. cavallo, diciamo, D'affezione. da affezione, diciamo da passeggio, ecco, tutto qua. Ci racconterai poi nelle volte successive anche di una destinazioni d'uso diverse dei cavalli allevati in azienda, sempre anglo-arabi sardi. Poi parleremo di quello che è l'utilizzo nella... No, ma so anche che avete portato dei cavalli all'ippodromo piuttosto che a gare di Benissimo, anche salto. all'ippodromo. Adesso possiamo anche parlare di quella che è la riabilitazione equestre, che è una cosa che abbiamo percorso per circa 5 anni o 4 anni. Sì, 4 anni 4 credo. anni. 3-4 anni, ne parleremo più avanti perché è A stata una proposito, adesso che c'ho il braccio esperienza interessante. Quindi c'è il braccio che ovviamente ti fa male ancora, allora riprendiamo quando mi riprendo un po' col braccio. in modo che possiamo vedere qualche manifestazione. Torniamo al Palio degli Asinelli, ne abbiamo visto uno tantissimi anni fa, una ventina d'anni fa, forse uno dei primi pali a Lula, che abbiamo trovato divertente perché è stato come i pali che racconti tu. Invece adesso quando vedo i pali degli asini vedo che sono asini che vanno dritti verso un traguardo, quindi c'è una preparazione anche degli asini per la competizione. Allora, torniamo al discorso che abbiamo fatto prima per i pali dei cavalli. Allora, i pali fondamentalmente erano una manifestazione che possiamo chiamare spontaneistica, nel senso che non c'era quasi nulla di preparato
o di pensato, di organizzato, di pesato, ma era quello che veniva fuori. Invece adesso anche i pali degli asini, dove un asino è rarissimo che spontaneamente partecipi a una competizione come un cavallo, e una volta che è sulla linea di partenza parta a schizzo e quindi pensa solo esclusivamente alla competizione. Questi sono in pratica quelli che dicevamo prima, che sono dei fantini professionisti, sono degli asinai professionisti, nel senso che l'asino non ha la sua intenzione di andare a galoppare a prescindere da quello che succede. L'asino se galoppa e dietro c'è una motivazione che lo porta a farlo. Invece questi sono degli asini addestrati sicuramente per mesi o anni, che diventano professionisti. Quindi nel palio dell'asino questa cosa può essere anche divertente, però si perde quello che è il gusto dell'improvvisazione, di quella cosa che viene fuori dal cilindro del prestigiatore all'ultimo momento, che fa l'effetto che è quello dell'asino. Perché Però l'asino non è come il cavallo che andiamo, lo selliamo, montiamo e andiamo. L'asino quel giorno non è disponibile a venire con noi o a lavorare con noi, e ce ne vuole. da tutto questo mi sembra di capire che asini e cavalli non sono molto contenti quando vengono montati. Oppure tu hai avuto qualche cavallo che era contento di essere montato e di partecipare a una manifestazione, a una competizione? Allora, nel cavallo la competizione diciamo che è insita nella sua natura. Non per niente, come dicevamo prima, esistono dei pali dove un cavallo partecipa senza il cavaliere. Quindi l'istinto del cavallo che deve primeggiare nella corsa, come succede nel branco. Raramente gli asini fanno queste competizioni in branco assolutamente in modo spontaneistico, cioè da soli, per loro natura. Gli asini non sprecano mai le loro energie in nessun modo, neanche per andare a cercare l'acqua, cioè non si lanciano mai al galoppo per nessuna ragione, se non è perché sono spaventati, ma non perché competono tra di loro. Mentre i cavalli anche in branco fanno delle corse tra di loro che sembrano delle corse costruite dall'uomo. Però le puledrine ogni tanto si fanno qualche corsetta. Allora le puledrine se la fanno come i bambini prima di essere portati a letto a fine serata, quando sono sassi di cibo e di coccole, che fanno quella performance che devono meravigliare tutti i familiari prima di andare a letto. Ecco, le asinelle fanno lo stesso gioco, però lo fanno in modo spontaneistico, quando gli viene in mente a loro, è a loro comando, non a comando di altri. Mentre il cavallo lo fa a comando di altri. Certo, parleremo a questo proposito della differenza nella doma di un asino e di un cavallo, nel senso che, se ben ricordo, tu dicevi che il cavallo è addestrabile, mentre l'asino È gestibile. è gestibile. Quindi sono due condizioni Sono diverse. due condizioni e anche due considerazioni differenti, perché l'asino collabora, non ubbidisce, mentre il cavallo ubbidisce, collabora e ubbidisce. L'asino collabora ma non ubbidisce. Ok, e nella prossima conversazione vorrei che ci raccontassi un po' la tua storia con Cimaiella. Cimaiella, se ho ben capito, è una cavalla che è stata qua per quasi 30 anni e che partecipava ai pali, alle competizioni, alle manifestazioni equestri nel paese. E quella, tu mi dicevi, che aveva proprio una vocazione di competizione. No, Cimaiella aveva la vocazione della competizione in tutto e per tutto, nel senso che è l'unica cavalla che io ho conosciuto, e non ho visto manco da altre parti, che una volta che era schierata nella linea di partenza mordeva le cavalle che stavano a fianco, sia a destra che a sinistra, gli mordeva il muso, cioè le vedeva come nemiche, che è una manifestazione, diciamo così, di aggressività che si vede raramente nell'equino. Però calciano Qualche in volta genere. no, non calciava, le No, mordeva. alla linea di partenza, lo vediamo anche al Palio di Siena, e ci sono alcuni cavalli che calciano, i cavalli a fianco. No, stiamo parlando di quell'attimo che proprio precede la partenza, che lei, per farsi largo, mordeva
il muso delle due cavalle che aveva a fianco. Ma questo non era un'aggressività che si girava a calciarle, non le voleva davanti perché gli oscuravano quello che era lo spazio suo. È una cosa diversa, era diciamo così, focalizzata sulla competizione dello spazio che lei doveva prendere. Siamo molto curiosi di ascoltare le tue storie con Cimaiella. Cavalla peraltro poco gestibile da altri, se ben ricordo, no? No, è difficilmente gestibile. Non per niente noi l'abbiamo acquistata all'età di 3 anni perché è stata scartata da questo allevamento molto importante di Chiesi, di Bain Basso, perché non riuscivano a domarla. Non era bella perché era semplicemente brutta, però aveva un fisico che era fatto d'acciaio e aveva una resistenza che nessun altro animale di quella categoria poteva avere, nel senso che è rimasta campionessa ad Orgali per 10 anni al Palio, pur essendo gravida e allattando nel contempo.